E poi attenzione, sigla. Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Tintoria, di nuovo live. L'ospite di questa puntata è Tommaso Fauro. Ciao Tommaso. Ciao Fauro. Un caro saluto, ossequi. Come stai? Anche al dottor Rapone, un po' a tutti insomma. Beh, decentemente insomma, cioè, diciamo che stare su sto pianeta di sti tempi è già una gran cosa, quindi di questo sono contento. Per il resto potrebbe andare meglio, ma non ci lamentiamo, cosa che in realtà ho appena fatto. L'importante è che sei arrivato sano e salvo a Tintoria, che è un punto d'arrivo e non un punto di partenza. Qui è Ma dove infatti le volevo carriere... dirlo, lo davo per scontato, io adesso mi ritiro. Ho fatto tutto, ho fatto Rai 2, ho fatto Tintoria, che cosa devo fare? Fatto Rai Alleno 4, non, cosa rimane? Giusto, dimenticavo che salutiamo il direttrice di Rai 4. Salutiamo Rai 4 e chiediamo anche a Stefano Rapone che cosa sta mangiando, visto che sta mangiando in diretta. Una bella bistecca di maiale. Sì, allora ne riapprofittiamo Sì. anche per fare questa cosa. Allora... Io ho un problema con le bistecche di maiale, perché io... è una cosa che è un argomento di conversazione che annoia la gente e odio quando la gente ne parla, ma io sono a dieta e non ho altri pensieri ultimamente, è una cosa brutta, è una cosa che mi attanaglia. Quando vedo manzo maiale, che non vedo da lontano, dicembre dell'anno scorso, quindi pochi giorni fa in realtà, mi viene un prurito fisico, mi viene l'orticaria e gustatela, quantomeno gustatela. Comunque Per stai me. benissimo. Sì, io sono l'unico che fa la dieta in grassa, non so com'è possibile. Ma che mangi? Devo, Che stai mangiando? devo togliere l'incarto alle gallette di riso, non so. Che tipo di dieta stai facendo? Perché io ogni tanto ho provato a fare, in questo momento anch'io devo avere una dieta restrittiva, devo mangiare meno cose per motivi proprio di salute, oltre al fatto che comunque sono ingrassato di 7 kg nel 2020. Che tipo di dieta stai affrontando? Allora, posto che io sono sicuro che questa dieta apporterà dei danni alla mia salute, perché è una dieta che mi sono fatto da solo, semplicemente sto cercando di mangiare meno carne, cioè carne rossa l'ho eliminata, il maiale pure, carboidrati ne mangio molti meno, non li ho tolti del tutto, ma il piatto di pasta non lo mangio più, al massimo faccio scarpetta col pane integrale, che non è vero che sa di cartone, è una cosa che mi hanno raccontato, ma ho scoperto che non è vera, c'è il pane integrale che sa di pane, e per il resto gran pesce, gran verdure, qualche Gran zuppa. pesce, lo dicevi, l'hai detto così a Rapone, è un ricordo Sì. di gran pesce. No, ma io purtroppo vengo da quella parte d'Italia dove non è così automatico associare pesce al membro maschile. In realtà neanche qui, però lo facciamo così. Però ogni volta che possiamo fare riferimento al membro maschile lo facciamo. È giusto buttarlo in mezzo. Attenzione! Voglio dire, ho fatto Rai 2 e Rai 4 per un motivo. Esatto. Rai Movie, aspettami. Comunque niente, sì, no, pesce, ma pesci tristi poi, cioè lo sempre sgombro. il cazzo di Rapone. Gran pesce, Sì. ma anche un po' triste. Sì, con quella voce poi, perché parla anche lui, no? Baritonale. No, che altro? Sì, banale, carne bianca, insomma. Vabbè, un grande classico, ma lo stai abbinando anche a del mitico sport? Allora, potrebbe essere uno shock per te e per gli ascoltatori, ma io e lo sport non siamo proprio Papa e Ciccia, Rick e Gian. Qualcuno che mi capisce. No, però sto facendo 2 ore di camminata al giorno, o almeno non so se aiuta, però sempre meglio di star fermo, ecco. Ma su tapirulan o all'aria aperta? No, all'aria aperta di Mestre, che è peggio di farlo sul tapirulan, però almeno mi vedo Mestre. Almeno ti vedi Mestre nella sua bellezza. Vuoi mettere? Non è male Mestre alla fine. Sono stato a Mestre quest'estate a vedere tra l'altro Fauro e c'era questo bel parco pieno di cubi, se non ricordo male. Tu sei stato nel parco Bissuola, non pieno di cubi, pieno di ex cubi, nel senso cubi. c'era una zona che si chiamava I Cubi, che era una zona dell'immenso parco Bissuola
che Parco Visuola, che è circondato da un quartiere di case popolari, non è un'ottima zona, ma Mestre in generale non è esattamente un quartiere residenziale. All'interno del Parco Visuola c'erano questi cubi dove si annidavano simpatici venditori di sostanze ai tempi. Hanno deciso, in una sorta di operazione antidegrado, di smontare i cubi, ma non è che li han tolti, cioè non sono più cubi, semplicemente sono pareti di cubi accatastate l'uno all'altro che costituiscono dei rifugi ancora più interessanti per chi dovesse commerciare in sostanze. Quindi Stupendo, dove si può anche organizzare una resistenza armata qualora ci sì, fosse una retata. è un fortino, hanno fatto un fortino, è molto carino. Bellissima favola. Adesso Rapone ha preso un casco di banane e così se lo ficca tutto in culo e non ne mangia Esatto. neanche una, perché lui Perfetto, stravolge la perfetto. comicità così, prende le banane e se le mette in culo a 2 a 2. Infatti, scusate la volgarità, ma mangio una Da banana. 1 a 2 lui è solo di punto a caso. Non ti ho Vadi, sentito, ma vadi. sono sicuro che era. Ogni tanto l'audio se ne va perché StreamYard a volte è un po' infame. Allora, diciamo che Tommaso era già stato invitato in precedenza a Tintoria, in realtà pochissimi giorni fa, però non è potuto venire perché doveva fare un esame universitario. Ah, Madonna Stefano. Consiglio a tutti di vedere il video su YouTube per vedere Stefano che mangia una banana. Come Verdone, c'è chi era Aggerini che non essere volgare faceva questo gesto, metteva la mano davanti alla banana e la mangiava. Comunque, Tommaso, perché fai l'università adesso che fai Rete 4? Io Lascia non gli studi e goditi il successo. Io non lo so, io veramente non lo so perché non vado a nuotare negli assegni di Rai 4, negli assegni fucsia di Rai 4. Potrei farlo, ma non vedi, il mondo accademico ha bisogno di me, evidentemente. Io sento questa vocazione e resto. No, la risposta era non lo so. Ora, non è che, cioè, dall'altra parte è un parcheggio, diciamocelo chiaramente. Posto che non nuoto nell'oro da una parte, perché non è che qua sto a fare gran cose nel mondo dello spettacolo. Io sono pseudo fermo da un bel po', escluso appunto, adesso tu parlavi di Rai 4 perché io sto facendo il garzone per l'uomo delle pulizie, per Saverio Raimondo e il suo bellissimo pigiama rave. Che salutiamo. Marchettone, seconda serata lunedì su Rai 4. Certo. Ma a parte quello non sto facendo granché. Quindi, posto che io l'ho provata st'estate cosa vuol dire vivere per vivere, cioè ti svegli e non hai niente perché non sei studente, non sei lavoratore e mangi per mangiare, mi son detto: "Boh, prendiamoci 'sto titolo di studio aggiuntivo, vediamo come va", e adesso sto facendo 'sta magistrale. E Non ho titolo prospettive. aggiuntivo in cosa? Ah, saperlo? No, Tanto no. ti sei iscritto, poi alla fine qualcosa ti daranno. Io lo dico sempre, io non è che studio, io studio io sono iscritto a. No, io sì, in comunicazione, in particolare comunicazione giornalismo digitale si chiama questo indirizzo qua. Io ho una laurea in comunicazione classica, comunicazione nature, Sì, comunicazione e che basta, che salutiamo. salutiamo, che ho preso in malo modo tra l'altro l'anno scorso, e niente, ho deciso di aggiungerci questi 2 anni di DLC. Ma presso quale università stai facendo questa cosa? L'università di Mestre? No, l'università di Mestre che esiste, Sì. poi ti racconterò che cos'è, in realtà non la frequento. No, io ho fatto i 3 anni di cosa, di triennale a Padova e adesso sono iscritto a Roma, alla Sapienza, cioè E Roma, Roma infatti vera. ti volevo chiedere questa cosa Ah, perché quando tu mi hai detto: "Ah, come è andato l'esame?" Tu hai detto: "La Sapienza è una merda." E ho detto: "Ma che c'entra la Sapienza?" E invece sei iscritto a Roma. E come ti trovi alla Sapienza? E allora questo ti chiedo come ti trovi alla Sapienza e poi ti chiedo pure: Tommaso, perché non vieni a vivere a Roma? Che cazzo fai ancora a Mestre? Con tutto il Io rispetto per è 6 Mestre. mesi maledetti che cerco di scendere nella città, del cuppolone. L'ho detto bene? Bravo, bravissimo. Ci provo, in vari modi, ma prima arriva la pandemia, poi ritorna la pandemia, poi se ne va, poi c'è la crisi di governo. Tu dirai: "Che c'entra?" Vabbè, fa sempre colore. Io ci sono una serie di impedimenti. Ora finalmente, siccome motivi di studio sono, pure il caffè. Buon appetito, certo. dottore. Grazie. Certamente, se no non va giù il resto. Eh, Comunque, posto che tecnicamente potrei scendere per motivi di studio, ora per il mese di febbraio do questo annuncio in esclusiva al dottor Tinti, scendere nella città di Enzo Salvi.
Attenzione, l'avete sentito per la prima volta a Tintoria, ci sarà un Tommaso Fauro romano a febbraio, forse, perché poi vediamo, che poi tra l'altro dicevamo prima passi dal Veneto, regione che sta per diventare gialla, a Roma, città che è gialla rossa. Oh, scusate, chiedo scusa a tutti. E quindi abbiamo la Rai arancione. nel sangue. Ma soprattutto, perché scegli di venire a Roma e non vai a Milano, dove si fanno i soldi veri? Sì, appunto, anche questa è una domanda che dovrei fare a me stesso, non l'ho mai capito. No, Te la faccio banalmente, io adesso. su Roma conosco un po' più di gente. A Roma ci sono, vi ricorderete, già stato per un tot mesi quando abbiamo fatto quella bellissima allucinazione collettiva che con i nostri terapeuti chiamiamo battute. Sì. Non so se anche voi avete ogni tanto dei sogni da cui vi svegliate, dove c'è... Parlavamo con Mileto che poi quando si parla di battute ogni tanto ci si ricorda di momenti, io e lui ricordavamo il momento delle cozze e il limone, che sono cose che uno rimuove e invece poi si ritrova. Vabbè, le cozze e il limone di Fauro era lui che faceva a Sfidanken, Quello è il diciamo. momento più bello della mia vita. Io fui cane, io sono stato cane. Sì. Io fui cane. Sì, Fui sono cane per il maestro. per il maestro, sì, ma la cosa più bella di quel momento, ora, piccola introduzione, quando facemmo battute che sicuramente i fan di Daniele Tinti conosceranno come programma, è venuto ospite in varie puntate Gianfranco D'Angelo che ripropose la gag del cane a Sfidanken con una variante. Non c'era un cane, ma c'ero io che sbucavo da una scatola. Così, va bene. E io faccio tutto, io sono il presidente operaio, io Perché alzo e basta. non si potevano utilizzare più gli animali e quindi dice cosa E c'è quindi di più usiamo vicino? degli animali ancora vicino. ignoti. Sì. Il bello è stato le direttive che mi ha dato prima di girarla, ma serissime, mentre gli disegnavano i baffi. Io vado e mi portano nel camerino di Gianfranco D'Angelo e c'è Gianfranco D'Angelo vestito da Armando, perché quello è il nome dell'amministratore di Aspidanken, che serissimo mi dà tutta una serie di informazioni che adesso non ricordo su come doveva comportarsi Aspidanken, mi dà il minutaggio delle battute, e io ho capito che dietro Sfidanken c'è una scienza, quindi questa è la Pensa lezione che ho portato che a casa. professionista straordinario D'Angelo, che comunque sia nel 2019 ancora sta là a fare tipo allora io dico questa battuta e poi tu devi stare zitto e fermo, poi io ti dico questa cosa e tu devi stare zitto e fermo, poi attenzione, questo è un momento delicato, io ti dirò quest'altra cosa e tu devi stare zitto e fermo, e per Ma ogni cosa perché c'erano dei momenti in cui io dovevo stare zitto ma guardarlo, ed era molto importante per lui, e altri invece in cui non dovevo guardarlo, quindi non dovevo guardarlo dall'inizio. Insomma, io faccio un mestiere difficile, penso di meritarmi dei ristori dallo Stato per questo motivo. L'ho dimostrato a sufficienza. te meriti Roma che t'abbraccia e te fa sentì fio suo nel cupolone, vedi Rapone è uscito dopo Mercupolone, No, sì. ci sto, ma t'ho scritto in privato, non l'hai letto. Ho visto, è scritto in Ok. privato, mi esco il cazzo e me lo meno un attimo, No, spengo la telecamera per non è rispetto. vero, sono tornato, non riesco a sistemarla, vabbè. Non riesce a sistemare la bestia che c'ha tra le gambe. Questo è quello che m'ha scritto in privato. Vabbè. Allora, quindi no, ma Foto che voglio. sono contento che hai scelto Roma perché, insomma, città straordinaria dove si farà un sacco di stand-up comedy nel 2040. Fino ad allora siamo tutti fermi. Senti, tra l'altro, sono contento che l'hai annunciato qua a Tintoria perché contemporaneamente è stato messo in onda la puntata di Kashmir con ospite Walter Veltroni, quindi sei la risposta di Tintoria a Walter Veltroni. Mi raccomando, in questo momento siamo un po' indietro sul numero di visualizzazioni, ma conto che per la fine di questa puntata saremo lì. Controprogrammazione, vero? Evidentemente è un segno del destino. Io scenderò a Roma per diventare il nuovo sindaco di Roma nel famoso 2040, Guarda, quando magari riapriranno i Pierò e le Fu. Sì. Qual è il vostro sindaco di Roma preferito? Ignazio Marino, senza dubbio Ignazio Marino. Anche per Recente me. dici. No, anche sì, di ci sempre. sta. Anche se pure Gianni Alemanno, se non altro un uomo, Quello fa molto ridere. un uomo con le idee chiare, con alcune idee chiare. L'hanno condannato Ignazio, l'altro ieri,
Sì, Sì? salutiamo Gianni. Ecco, Sì. forse la vera risposta a Kashmir sarebbe loro c'hanno Veltroni e noi chiamiamo Alemanno. Alemanno e la puntata si chiama Alemanno libero a Tintoria. Sarebbe stato molto divertente. Invece Fauro, che è il prossimo Alemanno. Senti, tra l'altro Alemanno. ti devo confessare che cioè, quando vieni nominato e non ci sei, io per colpa di battute, quell'allucinazione collettiva, io comunque ogni volta faccio Fauro! Un omaggio a Riccardo Rossi Il che grande Riccardo Rossi. È un Salutiamo. bel tormentone, sì, 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 sì. sì. No, anch'io quando sento il mio nome, e questa è la cosa grave, purtroppo succede anche a me, ma tu il nome Fauro l'hai sentito in quei 3 mesi lì per più volte. Io lo sento da quando sono nato, eppure lo associo più alla voce di Riccardo Rossi che alla voce dell'uomo che mi ha dato i natali. È grave. Che salutiamo, Vanni Fauro, sì. Grande Vanni. Che salutiamo, lui veramente icona. Icona, sì. Beh, è la mia custodia. A me un po' più large, un simpatico omino. Poi tu oramai con questa dieta hai preso un'altra strada. Sì, ma io mi sto vedendo, sono 16 noni, cioè non funziona niente, tanto vale ricominciare a mangiar pasta, cioè Ma cosa forse serve? perché la stai facendo da solo questa dieta, cioè non è che c'hai un dietologo o che ti No, segue, ma no? io la chiamo dieta, semplicemente mangio meno di quello che mangiavo prima, cioè mangio solo ai pasti e mangio quelle robe che vi dicevo prima. Tutto qua. Mi sa che per scavallare all'inizio bisogna tenere duro un po', cioè mi sa che il primo mese è quello dove stai Però là, stai lì e dici questa è non una so cosa, fare niente, e poi invece a un certo punto dici ah cazzo, invece ha funzionato. è una cosa interessante, cioè perché hai deciso di fare questa cosa? Cioè, tu comunque sia, diciamo, se fossi un po' più, come si può dire, un po' più rotondo, diciamo così, farebbe Curvi, curvi, farebbe, cioè a livello comico magari fa, se c'è da ridere. dire, fa più ridere, però tu hai No, no, no. scelto invece la salute, le No, risate. sarò sincero, per lo più per motivi di salute, non che ho grossi problemi, ma siccome cominciavo ad avere quei dolorini e quei piccoli fastidi da niente, di cui di Mm. solito senti lamentarsi i cabarettisti dai 50 in su, e io ne avrei 23 fino a prova Tu contraria, sei mi un son detto cabarettista di 23 io anni? sono un cabarettista di 23, non romano ancora, e mi son detto: "Aspetta, vediamo un attimo se è quello", e obiettivamente da quando ho eliminato un po' di robe, tra cui caffè, grosse anche se ogni tanto bevo ancora, grosse quantità di roba da mangiare, cominciato a camminare, smesso, di fumare, eccetera, devo dire che un po' di dolorini vanno meglio, no, un bel po' ma vi rendete conto che io mi lamento di dolorini a 23 anni? C'è un problema, in No, amministrazione. bravissimo. Riprendi la Eh, vita per le redini, cazzo, queste le cose. Però Motivazione con tintoria. questo è interessante perché io comunque a volte penso, ma forse dovrei andare anche io in palestra a fare farmi un po' di muscoli, queste cose, perché ho un po' di panza, eccetera. Poi mi ricordo Seinfeld che diceva, ma hai mai visto, c'è un comico con gli addominali, ma che è? Cioè, quindi, So io l'unico in Italia. Infatti, cioè io vivo un po' questo conflitto, potrà diventare bellissimo da un certo punto di vista, però poi magari ci perderei in comicità, ma anche a livello mio psicologico, insomma, quindi vivo Però per questa te è cosa. meno grave, nel senso che, cioè tu sei già normoconformato, nel senso non sei né palestrato né niente, ma sei fatto a forma di persona umana, e la Eh, gente comicamente ti conosce con quella forma, quindi così mm, o così con un po' più di definizione cosa cambia? Poco o niente. Io dici. invece se dovessi un giorno fare una qualche trasformazione, la gente insomma, si chiede: "Ah, ma sta attraversando una fase", e quindi io magari potrei avere quel dilemma, ma il problema non si pone perché non ho un'immagine pubblica da tutelare. Quindi io posso un Mm. giorno presentarmi biondo e non ho dei potenziali beh, fan che potrebbero dire: "Oddio, cosa succede?" Però nella c'è seconda sempre, stagione di battute, quando arriverai, diranno: ecco, vedi, col successo Fauro ha cominciato a eh, pippare cocaina. no, c'è sempre il rischio di la maledizione di Fabrizio Bracconeri, che quando era cicciotto, simpaticissimo, adesso invece è diventato un suprematista della razza ariana, no? Qualcosa del Questo ha genere. perso peso, è Ah, sì? diventato fascista, è vero. Beh, Quindi, mi auguro che non mi succeda, io per ora sono ancora, grasso e liberale, sì, 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 mm. sì. Diciamo che vorresti che il fascismo arrivasse proprio per un percorso tuo ideologico e non Sì, non legato. voglio arrivarci per colpa del dimagrimento eccessivo, sì, 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 sì.
Senti, ma allora questa cosa di venire a Roma un po' mi incuriosisce, perché al di là del fatto che adesso a Roma non stiamo facendo niente come da nessun'altra parte, ma quanto si accusa il non stare a Roma o a Milano quando si decide di provare a fare questa professione qua? O comunque poi tu sei ancora uno studente, quindi ti puoi ancora mentire dicendo di non essere in questo giro, ma tu sei Disoccupato. assolutamente in questo giro, quindi quanto si accusa questa cosa? Quanto dici: "Certo, a stare a Milano e a Roma avrei più occasioni"? No, allora, devo dire che l'ho vista soprattutto in tempi recenti, nel senso che una volta, io premetto che ho avuto un anno per quanto riguarda, piccoli, per carità, impegni televisivi, abbastanza fortunato vedendo da zero, che era stato il 2019, che è stato quello in cui ho fatto anche battute, ho fatto un po' di robetta e lì, insomma, appunto perché ho avuto una serie di botte di culo, pur stando a Mestre, se una produzione ti vuole, parlando della televisione, ti chiama, ti chiama giù, che stia a Milano o a Roma. E quindi ed ero convinto di questa cosa, ero convinto che fosse la norma, ero convinto di poter fare il Dave Chappelle che sta in Ohio, in culo al mondo e lavora benissimo uguale. Invece poi quando le cose hanno cominciato a funzionare come è normale che funzionino, cioè i lavori te li devi andare a cercare, perché le botte di culo dopo un po' finiscono, ho capito che è molto più facile cercarle da Mestre, quindi confermo che non è il top ed è anche uno dei motivi per cui, in previsione di un eventuale futuro in cui si ricominci a vivere come una volta, ho deciso insomma di scegliermene una tra Milano e Roma. Beh, sono molto contento che hai scelto Roma e così verrai subito messo nella macchina infernale che è organizzare e andare a serate di stand-up a Roma. Io sì, sì, no, so già che sarò, l'uomo delle pulizie delle vostre serate ed è una cosa che voglio, ed è una cosa che son contento di fare, non vi preoccupate. Ma Tolgo ma ci i sottobicchieri, no, no, pulisco i no, ma banchi. Ma no, no, no. Quello è non una sei mica, non sei mica Giordano Folla, insomma. Oh, che salutiamo, Sì, che che salutiamo. salutiamo, che salutiamo. perché Giordano invece ha scelto Milano. Ha scelto Milano, vabbè, da Varese, voglio dire, Dici non il è neanche passo era così breve. difficile. Sì, però sì, no, lui ha scelto Milano, lui adesso è lì, ammetto che il mio collega Giordano Folla, con cui ci sentiamo ancora, artisticamente per ovvi motivi, perché assieme insomma facevamo un po' di serate eccetera, non abbiamo più fatto granché. Forse questa distanza potrebbe, ulteriormente allontanare, però son sicuro che il mondo un giorno rivedrà Fauro e Folla sul palco Beh, assieme. che tra l'altro io forse, ecco, mi sono dimenticato di dire come ti ho conosciuto, no, io apro ogni puntata dicendo come ho conosciuto l'ospite. E noi ci siamo conosciuti secondo me o alla Vogaria dopo un mio spettacolo o a Padova dopo un mio spettacolo. Allora, lo spettacolo di Padova, siccome Sì? io non ho altra caratteristica mia di cui non dovrei minimamente, far menzione perché è una cosa di cui vergognarsi, io non guido. Non si è mai capito perché, io non guido. Perché non mi son preso 'sta patente? Boh. Quindi Allora per abbiamo arrivare a Padova tantissime cose in comune abbiamo, non facciamo sport e non guidiamo, quindi vedi, siamo dottore, sono molto contento di avere qualcuno a cui ammira insomma, esatto, mamma non te la prendere con me, sono come Rapone. esatto. Ehm, ma Quindi hai visto dove posso arrivare. eh. Comunque io venivo in treno e i treni dopo un po' cessavano e quindi son dovuto andar via a, 3/4 di spettacolo e non son ti ho visto di sfuggita. Cioè, ti ho visto esibirti in uno strabiliante performance, però poi non ho potuto salutarti dopo. Sei nel weekend di quella settimana venuto a Venezia e lì ci siamo conosciuti. Dal Ah, buon Falcone, che se non lo menziono mi manda i cani, ma fa bene, che in passato mi scoprì come comico. e adesso l'hai già superato. Questa cosa è No, in molto passato, bella. è che scoprire non è una cosa continuativa, mi ha scoperto, Ti ha poi scoperto e adesso già l'allievo è diventato maestro. Questo è ma molto bello e no, sono no, no, non mi mettere in quindi bocca queste parole perché questa cosa è così, è no, così. quello mi sta vicino, quello prende un bus ed è qua. No, 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 no. Viene là e ti dice: "Tommaso, Cosa? adesso cammina sulle tue gambe perché io non posso più
aiutarti, anzi, se tu mi volessi stare sulle tue spalle grandi, sarei pronto a farmi. Io non ho le spalle, io sembro una bottiglia di Moscato, è una cosa incredibile, l'ho notato l'altro giorno a proposito di spalle. Comunque no, è il contrario, scherzi a parte, Falcone non solo mi ha scoperto con una frase che non vuol dire nulla, mi ha più che altro insegnato le prime robe su come si faceva e mi ha dato i primi palchi. Questo è importante, i primi, anche i secondi, i terzi, i quarti in realtà, perché poi appunto ci sono state un po' di botte di culo televisive, ma poi è arrivato il Covid e io non ho sta gran carriera, ma perché intervistate me? Ma infatti, non come vedi, non ti stiamo intervistando, stiamo chiacchierando. Intanto Falcone commenta: trovami uno slot di 5 minuti a Roma, Tommy. Sarà difficoltoso trovarlo per me, dottor Falcone, la prego, avvocato, un po' di tregua. Se poi ne trovo extra li distribuisco. Nella Roma che aprirà dopo questa cosa ci saranno posti di stand up per tutti, però esclusivamente sotto la gestione tutta roba fresca, e ci sarà una dittatura della stand up comedy che Rapone insomma già ha deciso di voler fare questa cosa, quindi per qualsiasi cosa dovete chiedere a Stefano Rapone. No, sì, ecco, poi... devo precisare che questo non è vero, se no poi dobbiamo litigare con tutti gli altri comici romani. Ci sarà un sacco di stand up, venitela a vedere. Tra l'altro, invece, il mio incontro con Fauro, il primissimo incontro, penso sia filmato addirittura, perché era quella volta che ero lì a Conegliano, dove c'è un video che ho su YouTube, nella serata andata male, però prima ancora c'era un'intervista che mi hanno fatto in radio, e in quell'intervista a un certo punto spunta Fauro, e quindi forse quella è proprio la nostra prima... Confermo, un'intervista dentro un armadio al bar Radio Golden, che salutiamo. Io continuo a fare saluti a mo' di marchetta, ma le marchette di solito hanno dei soldi in cambio. No, in realtà non salutiamo il bar Radio Golden. Da Tintoria non si saluta il bar Radio Golden, perché tante volte mi hanno detto ti invitiamo, poi non mi hanno mai invitato, quindi Tintoria non si schiera. Il Covid. Solo il Covid, ti avevano lì in lista. E facevano delle frittelle buonissime al bar Radio Golden, che sono tipo le nostre castagnole, tipo, però buone, giusto, altra cosa che non ho mai capito, chiamare le frittelle è una cosa nostra. Sì. Cioè, le balle di cose fritte. Quelle lì sì, cioè noi le frittelle sono tipo forse schiacciate, come sono le frittelle nostre? Sì, sono schiacciate, sono tipo la pasta schiacciata sempre con lo zucchero e volendo il miele, mentre le bombette con dentro la crema o ancora meglio la ricotta si chiamano castagnole. Poi però cambia di regione in regione questa cosa, mi sa che all'Aquila si chiamano in un modo ancora diverso. Sì, le frappe e le castagnole penso che cambino in base al cap, probabilmente. Le frappe, per esempio, possono anche essere le botte di cocaina. Vedi l'italiano, vedi? La lingua di Dante. È una lingua piena di sorprese. Comunque quindi, sì, diciamo, ricordo anch'io. La battuta di Enzo Salvi, ma che è il naso tuo o te sta mangiando una frappa, tu dici che potrebbe avere un doppio senso. Esattamente, se Enzo Salvi avesse un minimo di conoscenza di questi doppi sensi legati al mondo della droga. Non sappiamo se è così, però può darsi che ci fosse questo doppio senso solo per addetti ai lavori, diciamo. Ok. Comunque confermo quello che diceva il dottor Rapone, ci siamo conosciuti, mi sa, in quel consesso, e in un armadio ci hanno intervistato, perché ricordiamo che il buon Paolo Paddin prima ti porta in questo buio box a forma di radio, che non è una radio, perché poi la diretta va su Facebook, però c'è un microfono radiofonico, è tutto molto bello, c'è una luce blu, ti si abbassa la pressione sanguigna, è bellissimo, e lui intervista il comico della serata e di norma non intervista l'opener, cioè quello che viene prima, e io in qualità di opener invece mi ha fatto entrare verso la fine per dire due scemenze, e da lì c'è stato il mio primo incontro col maestro Rapone. Esatto. Oh, che bella storia di amicizia, direi. Sì, una storia legata assieme, una storia nata in un armadio. Esatto. E poi adesso quanti punti di incontro, non fate sport, non guidate, incredibile. Infatti. Infatti adottami forse Tommaso Fauro, nuovo co-conduttore di Tintoria, lo facciamo a 3 slot e poi ci può essere un solo ospite in uno slot in basso a sinistra a quel punto. Potrebbe essere l'ideale. Ma parliamo di come Fauro ha cominciato, perché noi non sappiamo, cioè non come ha cominciato a stare sul palco, però come ha cominciato a interessarsi di questa cosa che è la comicità.
Allora, posto che io di mia indole, di mio DNA, sono una persona poco seria, a me la comicità, anche prima di capire cosa fosse, è sempre piaciuta. Sono sempre stato uno fatto battute, è sempre stato uno che la buttava in vacca, proprio come filosofia di vita. Se qualcuno è troppo serioso mi puzza. In più invece ho cominciato, quindi insomma ho sempre guardato fin da piccolino quelli che sono i programmi comici che si guardavano quando son cresciuto io, quindi un po' dopo rispetto a voi, guardando banalmente Zelig e Colorado. Questo, dico elementari medie come periodo. Poi quando ho cominciato invece a mutuare un po' un gusto fatto di cose che mi andavo a cercare, ho scoperto le Americhe. Io ho scoperto le Americhe in un modo particolare. Ho scoperto un canale YouTube in cui venivano ricaricate le puntate di e non mi ricordo come ci sono arrivato, di Opie and Anthony, che è un programma radiofonico molto estremo, una via di mezzo tra una zanzara e uno Zoo di 105 americano, anche veleggiante verso destra, perché no, però un po' cacciarone, Strano. sì, strano. No, fondato a insomma, che aveva base a New York, dove venivano invitati ospiti, al di là di questi 2 conduttori, Opie and Anthony, che erano delle figure mediane della comicità newyorkese, in più c'erano ospiti da Louis C.K. a Patrice O'Neal, a Colin Quinn, che venivano a io così Possiamo dire una imparato tintoria l'inglese. americana. È una tintoria americana, sì, ma con meno impatto culturale, con un ruolo minore sulle sorti della cultura del paese in cui si trova. Con No, meno destra comunque anche forse. forse con meno sì, con meno Gianni Alemanno. No, io da lì ho cominciato a scoprire cos'era la stand-up comedy, ho capito chi era Patrice O'Neal e me ne sono innamorato. Ma io ripeto, non ho idea di perché ho conosciuto, cioè io prima conosco 'sto programma e poi conosco la stand-up. Non so bene come Mh. funziona e ripeto da lì c'ho imparato l'inglese di fatto. Guarda, io adesso ti lascio finire, però condivido un po' questo inizio, questo approccio alla stand-up perché io, ho sempre detto che ho iniziato a scrivere in Erasmus, ma come io mi sono approcciato alla stand-up è stato guardando un podcast che si chiamava Getting Doug with High, che era il podcast di Doug Di Doug Benson, che è Benson, Doug Benson, sì, sì. che invitava dei comici a farsi le canne durante il podcast, cioè in realtà a farsi le canne, a distruggersi d'erba durante il podcast. E io, perché mi distruggevo d'erba e guardavo il podcast, poi ho detto: allora vediamo che fanno queste Sarah Silverman, vediamo chi è questo Joy Diaz. E ho visto che tutti quanti facevano i Oddio. comici, io conoscevo solo Chappelle e Louis C.K. e poi da un podcast sulla marijuana che adesso neanche seguo più, che però salutiamo, mi si è sviluppata tutta poi la Sì. rotella della stand-up. Senti, che comici americani hai, soprattutto Allora, all'inizio? Chi copiavi all'inizio? all'inizio Perché tutti quanti all'inizio copiavano qualcuno. Chi copiavi senza saperlo? Uhm, senza saperlo forse e forse lo faccio ancora, l'unico comico che posso dire di aver copiato non è americano, ma, io, diciamo a me piace molto Maurizio Milani. Io sono un grande cioè diciamo che in realtà quando ho cominciato a fare stand-up non ho più guardato a quelli che erano i primi comici che avevo cominciato a guardare, quelli che citavo prima, Colin Quinn, Greg Giraldo, eccetera. Nick Di Paolo a proposito di destra estrema. Quindi tu hai proprio cominciato a guardare comici newyorkesi, cioè questi sono Sì, tutti io New tutti da York New che York. continuano ad essere i miei preferiti, cioè io come scuola mi piace quella cosa lì, però poi non sono cose che rifaccio sul palco. Ripeto, sul palco somiglio magari, nel mio assurdismo, più a una brutta copia di qualcosa che può essere un Maurizio Milani, ecco. Maurizio Milani Penso. che Mi sto facendo un salutiamo. complimento da solo, mi piacerebbe. No, 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 è un complimento tra l'altro giusto, te lo faccio anche io. Maurizio Milani senza quel fastidioso accento. Ecco, questo è Senza un po'. senza quella profonda R moscia, esatto, sì, sì. Senti, e poi però qual è stato il momento in cui oltre a guardare i comici hai detto: "Fammi provare a scrivere qualcosa, fammi provare a salire sul palco"? Allora, nasce tutto così. Io non manco sapevo che in Italia si facesse stand-up comedy. Un mio amico mi dice: "Guarda, c'è uno spettacolo di" chi è il primo che siamo andati a vedere? Giardina, di Filippo Giardina, che salutiamo, Che salutiamo. a Venezia. Andiamo in 'sto posto che era un teatrino, dove però il primo a salire sul palco non è il Giardina che manco sapevo chi fosse, non era 'sto Giardina
del volantino, era quest'altro uomo dall'accento veneto con la barba che poi scoprì essere Niccolò Falcone. Da lì divento un affezionato del teatro da spettatore e Falcone lancia 'sta iniziativa. Facciamo l'open mic del teatro. Chi vuole viene. In realtà, per tutelare la serata, Saggio Uomo non era un vero open mic. C'erano per 3/4 amici suoi comici che già lo sapevan fare e poi 2-3 slot per chi voleva provare. Io facevo parte di questi 2-3 slot, è andata abbastanza bene, da lì Falcone mi ha detto: "Guarda, secondo me potresti continuare, potresti provare." Ho fatto un po' di tentativi ulteriori e poi botta di culo su botta di culo, ora sono su Rai 4, cioè in cima al mondo. Stupendo questa cosa Ma che Falcone ti ha detto come iniziare, adesso l'hai superato di tantissimo, questo è molto bello. infatti no, io mettere in Quello c'ha evidenza 2 case, 3 barche, un i figlio e io sto i su Rai come 4, ma chi è superato è superato. metti il commento di Falcone che parla che si è risentito del teatrino, No, no, teatrino somare. volevo dire piccolo teatro off, eh? Un No, piccolo ma teatro. no, è bella questa cosa che in realtà quindi Falcone non è semplicemente stato quello che ha scoperto Favre, è proprio quello che ha iniziato, cioè se non c'era Falcone non ci sarebbe stato Sì, sì, un non mi era Favre, pro io quindi non avevo mai pensato di fare il performer, tant'è che io non ho alcun tipo di formazione, non ho fatto corsi di e si vede non è una cosa di cui mi ma vanto. Non ho fatto nessuno di corsi di noi. teatro, non ho cioè, ma non ho mai dimostrato velleità da performer prima. Mi piaceva da spettatore, avevo avuto che poi attenzione, questa cosa dello spettacolo di Giardina avviene 5 anni dopo rispetto a quando ho cominciato a scoprire la stand-up tramite Opie and Anthony nel 2011. Nel Ehm 2011 è in cui tu quanti anni avevi, perdonami se 14 mi pare, okay. 14. G ci siamo anni avanti, siamo nel 2017 mi pare, e io da pubblico inizio ad andare appunto il primo spettacolo fu quello di Giardino, ma poi li ho visti un po' tutti, vi ho visti perché, insomma ancora non facevo 'sto mestiere, e poi nel 2018, 21 aprile 2018 faccio 'sto open mic e da lì basta, da lì son diventato direttore di Rai 2. Esatto, esattamente. Non a caso hai Hai detto Rai 2 capito? perché è quello più di destra per l'appunto. Cioè certamente, certamente. Ma invece scusa, quando Possiamo eri dirlo o non ci Vai. fanno più lavorare? Non lo so. Tanto Eh? chi lo guarda. Ma possiamo dirlo o non ci fanno più lavorare? Ma ma sì, Ma tanto dipende io da non come lavoro. vanno da tanto come va questa lavoriamo crisi, uguali. da come va Esatto, questa crisi secondo me. dipende da come vanno le Vero. prossime elezioni. Sì, potrebbe diventare un complimento dire a qualcuno che è di destra. Certo. Quindi Certo, per me lo è sempre stato, perché certo. una persona di destra per me è una persona che non ha paura. Il coraggio delle idee. Esatto, esattamente. Delle proprie idee, ecco, forse così è meglio. Comunque vai Stefano, che stavi No, dicendo? ma cioè io sono curioso perché quindi tu non sei cresciuto in un'altra, cioè penso abbiamo tipo 10 anni di differenza noi, mi sa, una cosa del genere, quindi sei cresciuto che non c'era, boh, Magire Gol, la Dandini, questi... Andava allora, posto che io sono cresciuto in una di quelle famiglie in cui dopo il terzo canale ci sono le reti di Berlusconi Mm. e quindi E sono quindi si cose che guardano solo vanno quelle. e quindi certamente sì. No, e quindi erano viste di cattivo occhio purtroppo. Ma il dire gol intanto era tardi, perché negli anni facevo un attimo di lavoro, io tra l'altro mi spaccio anche come esperto di televisione, cosa che non sono, quindi adesso dirò un po' di castronate, ma mi pare che negli anni in cui io avevo appunto ero piccolo ma abbastanza grande ai programmi televisivi, quindi elementari alle andava in onda in seconda serata, o forse è sempre andato Sì. in onda in comunque, Sì. io mi ricordo c'era Mai Dire Martedì, nel Sì. Mhm. periodo quando io ne vedevo gli spot, ecco. Ed era una cosa che non andava vista. Intanto perché era in orari che mi impedivano di vederlo di nascosto e poi il padrone del telecomando, il dottor Vanni Fauro, sicuramente alle 10 e mezzo di sera, perché all'epoca era quell'ora la seconda serata, bei tempi, non stava a girare da Fazio a questo, ecco. Mhm. Invece, di comicità televisiva italiana cos'è che guardavo? Beh, mi piaceva tanto anche quello visto clandestinamente, Camera Café.
Io ricordo che si arrivava a cena in ritardo con mio fratello perché si era chiusi in una stanza a vedere Camera Caffè. Ma perché non lo facevano vedere perché era sulla rete di Berlusconi? Sì, poi per carità, adesso pare che sono cresciuto in un regime non era esattamente così, ma sicuramente non era. Sì, perché poi non era neanche tanto ora io non li voglio sputtanare troppo, però c'è una strana, io non ho mai capito la base ideologica di chi mi ha generato. Sono Sì. persone nei confronti dei quali ho molto affetto. Fai attenzione perché una volta ho detto che i miei sono di centrodestra e si sono arrabbiati perché ho detto noi siamo di centro. Quindi, Pensavo noi che è sto centro? Pensavo che fosse il centro il problema. Invece no, quindi è giusto essere precisi quando si parla della politica dei propri genitori. I propri genitori c'era una 20 anni fa. versione, come scusi? No, dicevo, bisogna essere precisi quando si parla degli ideali politici dei propri genitori 20 anni fa, tra l'altro, quindi magari adesso Sì, infatti è cambiato tutto. diversi, in scenari politici diversi. Sì, infatti io stavo per dire, l'unica cosa che so è una forte avversione nei confronti di Berlusconi, ma posto che oggi sta cambiando tutto, potrebbe essere cambiata pure quella, che ne so, è diventato un grande statista, non lo so, bisognerebbe volete intervistare Vanni Fauro, ve lo chiamo, non lo so. La prossima puntata magari. Perfetto. Vediamo come si porrebbe nei confronti del Cavaliere Presidente della Repubblica. Ma posso dire È una una cosa? prospettiva bellissima. Io ci pensavo l'altro giorno, per me sarebbe un'opera d'arte vivente, la vita di Berlusconi se diventasse Presidente della Repubblica, perché cioè, tu pensa a tutta la vita che ha fatto lui, no? Cioè se riuscisse a diventare alla fine, cioè tu lo aver spacciato addirittura Presidente, secondo me è più una performance la sua vita che una vita di una persona. Il garante della Costituzione diventa. Il garante della Costituzione. Sì, perché è tipo una parodia della democrazia, diventa l'emblema di quello che non va fatto, no? Tipo, quindi secondo me cioè, non sarebbe più un essere umano, ma sarebbe un'opera d'arte vivente, come già in parte è, secondo me. Infatti il problema, secondo me, di noi comici è che nell'analizzare i fatti della vita e nel farci i nostri pareri, i nostri pareri e le nostre opinioni, rischiamo di essere più affascinati da quello che sarebbe bello e funzionerebbe come battuta rispetto a quello che sarebbe giusto e sarebbe meglio. Esatto. Quindi è il motivo per cui in questi giorni, quando io sento parlare di Mastella a ITG, io mi illumino perché il concetto di Mastella, anche solo per la musicalità del nome, è bellissimo. Poi in secondo luogo penso ai risvolti negativi. Esatto. Poi la cosa più bella di quando adesso si fa riferimento a Mastella è che si parla della moglie di Mastella, non c'è lui. Sì, non è lui, sì, è vero, la moglie di Mastella. C'è una sottotrama che fa troppo ridere. No, è incredibile. Cioè, aprire il telefono e leggere Mastella sta facendo delle telefonate. Cioè, potrebbe essere una battuta fuori con un mio tweet, potrebbe essere, è bellissimo. Sì. Senti, stavi dicendo tu guardavi Camera Caffè, ti abbiamo interrotto. No, siccome Stefano mi chiedeva cosa guardavo di televisione, se Mai Dire è arrivato prima, insomma, gli anni d'oro di Mai Dire sono forse gli anni 90 in cui io ero ancora un pensiero, no, io sono arrivato sul finire degli anni 90 poi me ne sono recuperato successivamente, ovviamente, grazie ai grandi mezzi dell'oggi, mentre visti proprio nel periodo della formazione c'era il Camera Caffè. Cioè, io mi ricordo anche il pomeriggio dei weekend c'era la premiata ditta, però non avevo un ottimo rapporto con la premiata ditta, cioè già all'epoca c'era qualcosa che non mi tornava, però certe cose invece erano simpatiche. Cioè, io ricordo. Dica. No, che io pure ricordo male la premiata ditta, ma non so se voi vi ricordate questa. Io ho sempre paura che se la mia carriera andrà male, io finirò ad essere il nuovo Mister Lui. Vi ricordate Mister Lui? Sì. Quello di Italia 1 che faceva si dà tipo sì, ma pazzesco. E tu te lo ricordi perché non era, cioè, era già epoca Fauro? Beh sì, era perché già epoca Fauro. Facevamo il liceo, io facevo il liceo, cioè tipo i primi anni del liceo c'era Mister E Lui io che ero tra le elementari e le medie. C'era la villa in Sardegna e l'attico a Sì, lui era tipo un clown, cos'era? Una cosa del genere. Lo usavano come stacchetto su Italia 1, non aveva neanche un programma, cioè aveva degli spezzoni di Italia 1 c'era lui. Sì, avevano fatto questa rivoluzione, gli avevano affidato un compito millenario, cioè quello di urlare Italia 1, ma lui è muto. Fantastico.
E mi hai sbloccato un ricordo perché a proposito di formazione della mia comicità, io ho avuto un periodo abbastanza, mi sa tutte le medie, in cui ero un avido lettore di una cosa che non ho capito perché si è scomparsa, che era un'enciclopedia, che era bellissima Ah, sì. l'enciclopedia. Sì. E ricordo una pagina di un'enciclopedia che esisterà ancora, se non l'hanno eliminata, è enorme, ma proprio una Bibbia su Mister Lui. Ah, sì? Sì, ma con tutta la genesi, tutte le robe inventate, lo stile che Certo. piace a me, su Mister Lui, ma anche con scritte con una certa cattiveria. Se volete Ed vi ero leggo la contento. pagina Wikipedia di Mister Lui, perché adesso dopo aver insultato una persona almeno andiamo a vedere chi è, perché diamogli un po' di... Quando c'era Mister Lui, possiamo dire. Esatto. Pseudonimo di Marco Lui, bel cognome devo dire Lui, che è Ah, un milanese del 75, Ah, laureato in scienze motorie all'Università degli Studi di Verona. Ha iniziato come mimo e imitatore di Michael Jackson e ha lavorato come insegnante di aerobica, atletica, nuoto e rugby, principalmente con bambini e alunni delle elementari. Comunque, dall'autunno 2005 ha dato vita sugli schermi Italia 1 al personaggio di Mister Lui. Le brevi scenette si ispiravano ai cortometraggi comici degli storici Mr. Bean e Benny Hill. E poi dice Wikipedia, poco amato da parte del pubblico televisivo, il personaggio è stato bersaglio di campagne su internet che chiedevano il suo allontanamento da Mediaset e la cessazione delle gag di Mister Lui. non lo c'è sapevo, è davvero? bellissimo. C'è stata una Sì. sommossa popolare. Ma io ho cercato su Comunque, Google e c'è Bufera in TV, ce l'hanno tutti con lui. Però è un'enciclopedia, cioè non so se però è vera, è su un'enciclopedia, ma Ma, sembra un ritaglio, chissà comu- se è fake. ma comunque voi avete sia, memoria ha di fatto questo? dal 2005 al 2008 c'era Mister Lui su Italia 1 e poi è tornato in televisione nel 2010-2011 come presentatore del GT Ragazzi. Sì, Ehm, o Questo mi con mancava. un altro pseudonimo, o era sempre lui che faceva lo stesso no, personaggio. no, no, penso facendo No, altro. perché poi lui si chiama Lui di cognome, che era una cosa che non avrei Sì, mai pensato. No, Eh, neanch'io. è una figura affascinante. vabbè. Noi lì dobbiamo puntare, ragazzi, lì dobbiamo puntare, via sti podcast. Noi dobbiamo diventare Mister Lui e poi ritirarci per Adesso, acclamazione popolare. adesso purtroppo quello slot, per farti capire quanto è sbagliato è, quello slot sarebbe occupato da Mister Lei, perché Giusto, giusto, sì, sì, ci sì, ormai deve c'è diventare una donna. una rivoluzione in atto, c'è una rivoluzione in atto a cui dobbiamo soccombere, come è giusto che sia. Sì, sì, sì. Esatto, esatto. Il momento è arrivato e tocca a noi pagare il prezzo. Magari il E... prezzo di ciò che ha fatto in passato hanno fatto i nostri genitori, in particolare mio padre, penso. Che No, salutiamo no, sempre. salutiamo, prossimo ospite di prossimo. Ho una foto sua qui, quindi è una cosa bellissima. Una foto sua che fa un saluto romano e ti Sì, sì, diceva. sì, probabile, probabile. Per questo ce l'aveva con Berlusconi, perché comunque Sì, non era abbastanza, esatto, Berlusconi non era abbastanza a destra, sì, sì. io in realtà continuo a fare tutti i riferimenti alla destra, diciamo, giusta, perché spero che prima o poi Tintoria finisca al centro di una polemica come podcast fascista. Dopo aver portato il Duce su Rai 2 a battute, adesso spero di portarlo anche... No, vabbè, purtroppo il Duce su internet, il Duce sul web c'è... Ci sguazza su. Gode di estrema salute, anzi adesso vi condivido pure il volantino di una serata, intanto che Stefano ti fa la prossima domanda e porta avanti la conversazione. Sì, ma invece Luttazzi l'hai coperto tu? Perché Io c'era no. sulla 7, mi ricordo, in quegli anni, gli anni 2000 e qualcosa, era tornato per un periodo, tipo 4 puntate. Allora io c'era Luttazzi su Rai 2 nei primi anni 2000 che io la TV ancora non utilizzavo il telecomando, mettiamola così. Poi Luttazzi sulla 7 mi manca, ho capito al periodo a cui ti riferisci, poi c'è quello mi manca e mi son perso anche se di quello ricordo gli spot o comunque ricordo il clamore al riguardo, quando lui è finito su Sky. Su Sky Sky? non ce l'avevamo. Lui ha Che fatto dei faceva one su man show Sky? su Sky. Ha fatto, Ah, oddio, non voglio dire una cazzata, lui deve aver fatto, mi pare una sorta di post, non era neanche solo serate comiche, erano queste mega serate dove c'erano dentro anche, Enzo Biagi era già morto, ma c'era Santoro e c'era, Travaglio, erano delle serate anti-berlusconiane, tanto per cambiare, che è un po' il leitmotiv di questa puntata. Ehm, mm.
E io confesso che prima di quel momento, sarà stato il 2010, non ne avevo neanche sentito parlare di Luttazzi. Io di quello Quindi mi io ho ricordo una che formazione nuova. c'era Rai per una notte, forse era quello lì. Sì. Che però era una puntata speciale, tipo che andava anche sul web, mi ricordo, c'era Santoro, tutti i giornalisti, diciamo. Rai per una notte, esatto, sì. Sì. E che erano più serate, mi pare che Mi fossero 3 ah, appuntamenti, okay. e io lì ho cominciato a sentire il nome di Luttazzi e devo essermi in quell'occasione rivisto delle cose online, ma online cosa si trovava? Non si trovavano i pezzi di Rai 2, perché ora non mi sovviene il nome come si chiama il programma di Rai 2? Di Quello Luttazzi suo dici? proprio, Luttazzi. Era Satiricon. Satiricon, perché Satiricon. Decameron era quello sulla 7, Sì. Satiricon, e poi c'era Barracuda che invece era su Mediaset, se non mi ricordo male. Le uniche clip che trovavi, non trovavi Satiricon perché la Rai era gelosissima dei propri video, tant'è che è nato l'altro ieri Rai Play alla fine. Invece trovavi spezzoni di Mai Dire, dove faceva i personaggi, dove faceva Sì, il professor Fontecedro, dove faceva tutte 'ste cose qui. Oddio, non voglio sì. dire una cazzata, era lui, vero? Sì. Sì, c'era Okay, Panfilo, perfetto. sì. Luisella. Mi manca nella mia formazione. Guarda, No, comunque manca molto anche a me perché pure la mia famiglia non guardava né i canali di Berlusconi né i canali dell'Italia. Noi non guardavamo molta televisione, quindi da bambino, pur avendo tipo 8 anni più di te, no, ho zompato tutta quella parte. Però a maggior ragione io vorrei invitare Luttazzi a Tintoria perché non sono il fan ferito dal fatto che lui copiasse alcune poi delle sue battute. A me non importa niente, io sarei solo curioso. Io la prima volta che ho sentito parlare di Luttazzi è stato quando è stato fatto fuori da Berlusconi, e la seconda volta è stato quando ho visto la clip che diceva che copiava le battute, però non ho mai visto nessun contenuto di Daniele Luttazzi, Idem, più o meno idem per me, sì. che tra l'altro credo Ehm, abbia compiuto 60 anni tipo la settimana scorsa. in tal caso lo salutiamo, cosa ci costa? Un Lo saluto. sì, un lo saluto. salutiamo. Allora, Tommaso, non so se sai che Tintoria è il podcast della legalizzazione, e quindi io facevo sempre a ogni ospite la domanda che cosa ne pensa della legalizzazione, ma questa domanda non mi dava più soddisfazione e quindi ho iniziato a fare questa domanda: che rapporto hai o hai avuto con la marijuana? E essendo tu un comico, qualora tu facessi uso di marijuana, noti una certa correlazione tra marijuana e creatività? Guarda, allora io, mettiamola così, non me la sento di rispondere per me, però ti posso dire che, lui, che è un mio amico, allora Sì. lui il suo rapporto con la marijuana qual è? Lui è Pupazzo Puttano, l'ho trovato in una è una lunga storia, Pupazzo Puttano. Comunque, il rapporto del Pupazzo Puttano con la marijuana è questo: lui è da un po' di anni che la fuma, è un mesetto che lui sta facendo una dieta ed è un mesetto che ha tolto anche quella, e si trova meglio, perché obiettivamente un uso eccessivo può obiettivamente farti perdere un po' traccia. Poi lui studia a Roma, all'università, insomma ti può portarti anche dei problemi con gli esami, quindi ha smesso. A parte quello, comunque sì, ritiene che andrebbe legalizzata perché poi io non co lui non conosce bene l'argomento nel di dentro, quindi legalizzazione, liberalizzazione, non ha mai capito bene la differenza, però in generale pensa che toglierla alle mafie sarebbe una buona idea. E sì, la usa per scrivere, certo a volte diventa una scusa, ovvero dice: "Sì, per scrivere", e poi non scrive un cazzo per 6 mesi, però in linea di massima la usa per scrivere, sì. Aiuta. E Lo rimetto via. quando non la usa come si trova a scrivere? Chiedigli un attimo questa cosa. Ma mi pare che mi abbia raccontato un giorno che quando non la usa allora, al di là degli scherzi, secondo me la comicità, io per scrivere, cioè 3/4 delle mie battute più forti o delle mie trovate più forti che vedo che funzionano sul palco, non vengono nel momento in cui mi siedo a scrivere. Mh-mh. Vengono, da fulminazioni avute per strada che io sul cellulare mi annoto. Ehm,
E diciamo che lì non c'è sostanza che tenga, lì quelle sono cose che vengono da momenti qualsiasi. Poi nel momento di scrittura, certo, aiuta una certa può dare una mano. Nel momento di mi metto a stendere, però l'idea geniale quella viene, non viene, Ma a perché prescindere da il pupazzo puttano riesce, perché io mi rivedo molto, diciamo, quando avevo l'età del pupazzo puttano, che anch'io sì. cioè, fumavo e poi scrivevo. Però ecco, quella è stata la cosa forse più faticosa per me quando ho iniziato è stato i pensieri che facevo quando avevo fumato, mentre stavo a Reading a guardare podcast e dicevo: "Ah", e cominciavo a farmi tutto un Ti ho monologo perso un in attimo. testa. Ecco, mi dicevo, una delle cose più faticose è stata poi da fumato cominciare a scrivere mentre fumavo. Quindi mi chiedevo se il pupazzo puttano riuscisse a dire: "Adesso fumo e scrivo", e poi si mettesse effettivamente a scrivere. Sì, è successo. Poi lui deve mondare quello che ha scritto, nel senso deve rivederlo e mondarlo, però è successo. Sì. Forse per rispondere in maniera più chiara alla tua domanda, sì, forse si trova meglio quando questo lavoro lo fa da sobrio, Mh. però è successo. Va bene. Okay, grazie, ringraziamo il pupazzo puttano, prossimo co-conduttore di Tintoria, e passiamo adesso al momento delle domande dal pubblico, che ricordiamo sono quelle che mi vengono fatte sull'Instagram, lo dico a tutti quanti, quindi mettetemi un follow su Instagram e togliete il follow a Stefano Rapone. Essere veneto ha influenzato il tuo lavoro? E se sì, in positivo o in negativo? Allora qua più che il tuo lavoro io te la cambio in la tua comicità, e l'ha influenzata in positivo o in negativo? Sì e in positivo, nel senso che, obiettivamente, fa parte della mia maschera. Io ho un accento retrattile che ora non sentite, che nei pezzi sentite di più, perché banalmente in casa non si parlava dialetto, però la musicalità dell'accento veneto mi piace molto e l'idea di presentarmi anche più poiana, per usare un paragone di quanto Certo, sono che salutiamo. che salutiamo, che tra l'altro so Sì, che sta che male. sta male, salutiamo, gli facciam gli auguri. Io non lo conosco personalmente, ma mi piace molto. Comunque presentarmi più veneto, più veneto rurale di quanto sono, funziona. E quindi sì, ci calco molto la mano. In quello mi ha aiutato. Mi ha aiutato l'accento, mi ha aiutato questa ruvidezza che c'è obiettivamente, cioè siamo più ruspanti, ma non solo chi è ruspante nel modo di vivere, non solo chi lavora effettivamente nei campi, anche un dirigente di banca in Veneto è più ruspante secondo me del corrispettivo milanese. E questa cosa la rivedo in me, e la rivedo nella mia comicità. Quindi sì, secondo me m'ha aiutato. Ehm, pensi, questo è molto interessante, pensi che la tua voce comica sarà sempre principalmente la self-deprecation? No, perché son già stufo. Nel senso che, le cose quello è una bella scorciatoia. Mi sono accorto che siccome non è così per scontato farla, non tutti lo fanno, farlo, insomma, darsi addosso da solo, può essere percepito per alcune porzioni di pubblico come una novità, e quindi ci calcavo la mano. Mi sta un po' annoiando, e posto che secondo me un comico deve far ridere per primo se stesso, sto tendendo nelle cose che scrivo più di recente ad andare più sull'assurdo, e io preferisco l'assurdo, perché l'assurdo è un bellissimo modo di pararsi il culo, perché non si offende nessuno, perché si va al di là delle regole, delle realtà, del lecito, dell'illecito, quindi non puoi offendere gli altri, non puoi offendere te stesso. Sono molto affascinato da quella direzione, ed è la direzione che voglio intraprendere per allontanarmi un po' dalla self deprecation, che comunque resta, perché comunque merito di bastonarmi. Però basta calcar la mano solo su quello, certamente. Okay. Allora, sono molto curioso allora di vedere i tuoi prossimi pezzi Sì, assurdi. vediamo. Intanto fate domande anche qui se c'avete pubblico che ci sta seguendo live, se no che state a fare qui live? Hanno Fate, fatto un se avete sacco domande. hanno fatto un sacco di Fate. domande molto specifiche. Tommaso, sei pro o contro l'arresto a Torino dei venditori di spiedini di nutrie del Po avvenuto nel 2018? Allora, contro, perché io nei confronti delle nutrie ho grande rispetto,
e soprattutto non sono dell'idea che, non lo so, io non mi fido. Come fa a far bene la carne di una bestia che ha i denti arancioni? Non lo so, mi ispira poco igiene. Cioè, per 2 motivi. Intanto per rispetto nei confronti, no, quindi sarò pro all'arresto. Sei pro all'arresto, Sono ok. pro all'arresto perché c'è un limite, cioè E torna alla destra. no, allora forse la formula dell'arresto no, però sanzionarli in un certo io la nutria non la mangerei, mettiamola così, dai. Io l'ho mangiata in Africa, almeno così mi dissero, mi portarono questo sorcione e ho detto mo lo facciamo, stavo facendo un barbecue, ho detto mo facciamo questo e poi mi hanno portato la carne, poi va a capire che era quella carne, mi è sembrata carne normale, sono pure passati 11 anni e A che non... assomigliava? Dove lo Infatti. collocheresti? Manzo? Più Un cavallo coniglione? per qualche motivo. Cavallo. Però non Mh. ha senso questa cosa. No, in Però mi effetti ricordo 'sta consistenza, mi ricordo la consistenza, non mi terrosa. ricordo il sapore, mi ricordo esatto, 'sta consistenza un po' durona. Il sapore non me lo ricordo Tra l'altro, sinceramente. la vedo ora per la prima volta identica, non ci avevo mai fatto caso effettivamente che sono arancioni. Lui ha i denti arancioni, cioè l'unico animale che non si lava i cioè tutti gli animali non si lavano i denti, lui però si vede, non si capisce perché. È E un sorcione brutto, È veramente brutto, è un pieno topo qua. Io quando vado a far bagnato. camminate mi seguono ogni tanto, è bellissimo. allora questa è una domanda secondo me interessante per tutti e 3. Avvengono episodi di bullismo, nonnismo tra i comici? Sì, sì e No, no. Sì e no, ma dai. Allora, innanzitutto è sempre bullismo e nonnismo comico e verbale, cioè fisicamente nessun comico ha mai toccato nessun altro comico, tranne forse ci fu un episodio a Milano che non nomineremo. Qualche volta è capitato, però quello è Io credo perché le avute che io la sappia solo una volta, però diciamo nonnismo e bullismo rigorosamente verbali, e eventualmente solo verbali. Ehm, nonnismo un po' sì. E non che sì, però posso dire allora, bisognerebbe definire, e qui arriva la mia grande, formazione da grande accademico, bisognerebbe prima definire nonismo e bullismo, nel senso sì, che siam comici, cioè siam persone che di professione o di ambita professione prendono per il culo, si prendono per il culo, prendono per il culo gli altri e quindi se uno che all'inizio, che ancora non ha capito cosa vuole fare, si sente ferito perché un comico l'ha appellato in un certo modo, deve capire se è perché nell'ambiente si parla così o se perché effettivamente quello ha cercato di ferirlo in un modo o nell'altro. Questa seconda cosa, ovvero una volontaria, intenzione di dar fastidio a qualcuno che sta venendo su, non l'ho mai vista. Neanche io, io che sto venendo su adesso praticamente, perché ho io, cominciato io l'altro ieri. Io ogni tanto l'ho vista. No, Però è vero che è molto difficile tracciare la linea perché comunque noi ci prendiamo tutti per il culo, cioè se uno va male glielo andiamo a dire e ci prendiamo tanto e anche ferocemente per il culo, senza avere intenzione di ferire e senza che l'altro si ferisca, però effettivamente sì, hai detto molto bene tu, sto per ripetere quello che hai detto tu. Però ecco, io invece la volontarietà di andare a l'hai pungere vista dicevi. qualcuno, sì, 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 ogni tanto l'ho visto, ogni tanto l'ho No, io visto. allora sono stato fortunato e ripeto, io cioè se proprio c'è qualcuno che potrebbe averlo visto sono io, perché io per ora, adesso finirà anche, ma sono sempre stato il novellino in qualsiasi ambiente mi trovassi, perché appunto ho cominciato 2 anni fa. Eppure, grazie a Dio, mai nessuno mi ha messo bastoni fra le ruote, escluso il sottoscritto. Certo. chiedono se c'è un'ispirazione a Paolo Villaggio. No, non diretta, però ovviamente mi piace molto. Non l'ho studiato quanto vorrei, nel senso che conosco i Fantozzi e conosco qualcos'altro fatto con Salce, fine. Non ho mai letto i suoi scritti, non ho mai mi piacerebbe perché ci sono altri comici che lo studiano come si studia Umberto Eco, anche perché ha un corpus che va al di là dei film, mi piacerebbe approfondirlo, però non c'è un'ispirazione diretta. Certo, la cifra comica che mi piacerebbe avere è sicuramente simile a quella sua, a quella per cui lui ha tracciato la linea, insomma, ovvero prendere dalla realtà e dall'assurdo e far sì che queste 2 cose si prendano per il culo a vicenda in un bel calderone, che a volte sembrano voler dir tutto e niente, a volte dice delle cose ben precise.
Poi chiedono il tuo rapporto con i video musicali, com'è stata l'esperienza di fare i video musicali, e in generale io allargo la domanda: è qual è il tuo rapporto con la musica? Perché tu stai pure, cioè, ti piace pure la musica? O è una Io cosa che mi sono ascolto inventato io? di tutto, io Ah, ascolto molta musica. Per rispondere alla prima domanda, lì è nato per caso, mi chiamò il dottor, mi chiamarono il dottor Danilo Bubani e la dottoressa Clodi Gregorio per girare 2 videoclip molto carini. salutiamo Eh, entrambi. Salutiamo entrambi e salutiamo sia Fulminacci sia i Testa in Tasca, che erano cantante. Fulminacci! Chiedo Fulminacci, scusa. che ormai è De André Fulminacci, è Sì, sì, sì. esploso, ha fatto la lundinata, possiamo Ha fatto dire. la lundinata, nonché oltre a essere andato da Lundini, può darsi? Sì, 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 Letteralmente la lundinata? sì, 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 hanno anche fatto sì, sì, la lundinata letterale. No, mi son Testa divertito in molto, non tasca, l'avevo mai che fatto. salutiamo, gruppo amico di Tintoria Testa in E i Testa tasca. in Ca è vero. Tra l'altro conterranei o no? No, loro sono cioè vivono a Roma, sono based in Roma, però originari credo del meridione. Del meridione. No, invece no, è stata una bella esperienza, non l'avevo mai fatto, mi son divertito molto. Io, come dicevo prima, non recito, non ho mai studiato recitazione, però è anche facile star zitti davanti alla telecamera. La fatica la devono fare quelli che stanno attorno, quelli che la telecamera la settano, quelli che scelgono la scena, eccetera, o quelli che scrivono la canzone per quanto riguarda un video musicale. Quindi non mi sono certamente spezzato la schiena, mi son divertito molto e mi piacerebbe farlo in futuro. Per quanto riguarda invece la musica che ascolto, io odio chi risponde a questa domanda: "Ah, io ascolto un po' tutto". Però non mi viene un'altra risposta, nel senso che io vado veramente apro la cronologia e trovo qua ho la cronologia di Spotify. Kanye West, Leone di Lernia, MF Doom, Lavanoni, sto saltando un po' di cose indicibili. No, C'è diccele. Dici, i no, discorsi no. a Piazza Venezia, vabbè basta, No, Stefano. no, no, cose no, no. Sì, Z0 no, niente, no, scherzo, ovviamente scherzo. No, io vado allora diciamo che cercando di dividere in filoni, molto hip hop, però anche un certo tipo di metal. Mi piacciono molto i Typo Negative, non so se qualcuno li conosce, Danzig, mi piace, insomma quel tipo di metal lì che non so neanche che nome abbia, ma mi piace. Anche un po' di punk, ehm, mi piacciono il punk, hardcore punk classico, i Misfit, i Black Flag, quella roba lì. Poi mi piace anche tanta musica italiana, mi piace, la musica l'alternative rock italiano degli anni '90, mi piacciono tanto gli After Hours. Quando Spotify, questo per riassumere, ha fatto quella cosa che ti faceva apparire quella presentazione che ti faceva apparire gli artisti più ascoltati per chi ha Spotify, dell'anno attorno a dicembre, nel mio podio, cioè che non il mio podio, ma le 4 posizioni, prime posizioni erano, non mi ricordo in che ordine, Kanye West, gli After Hours, Lavanoni e Leone di Lernia. E lì ho capito che sono una persona interessante. Che ti piace un po' di tutto. Stefano, è il momento di fare la tua domanda che mi interessa, visto anche il Ma tempo che non, abbiamo finale. secondo me, infatti, è Vai, troppo. falla, io intanto devo andare in bagno, torno subito. Ma come andai? Ma stiamo finendo, aspetta 2 minuti. Vabbè, È guarda così, tu. è così. No, che tu non hai visto Dragon Ball, immagino, oppure sì? Io sì, sì, dopo pranzo qualcosina, sì, Ah, lo sì. vedevi? Allora, qual è il tuo personaggio preferito? Allora, non so se proprio il personaggio, ma una scena che me l'ha fatto molto apprezzare e trovo che, vista dagli occhi di un bambino, sia una cosa terribile. Ora, dimmi il nome perché non me lo ricordo. Tenzing aveva un amico piccolo che si fa esplodere in un sacrificio Ah, come umano no? sulla schiena di Nappa. Come si chiamava? Riff? Sì, però il vero nome è Chaozu, poi lì in Italia l'hanno chiamato Riff, non so Non si perché. capisce Non perché. si capisce Comunque che. il dottor Chaozu, altresì noto come Riff, che non mi ero cagato prima di quella puntata, quando è arrivata quella puntata, cioè è stata una lezione perché, cioè, è Certo. emozionante, voglio dire, una roba del genere, una roba tosta, ecco. E Per il quindi ti piace, resto ti piace lui, ti piace Chaozu?
Sì, ciao, cioè, no, in generale sicuramente i comprimari. Se mi stai chiedendo dei Sì. principali, ti rispondo Krillin. Oh, vedi, sempre Sicuramente sì, gli ultimi della lista, cioè sempre, come vedi, è interessante definizione. questa cosa che molti, io compreso, diciamo Krillin, perché è quello più vicino a noi, quindi Sì. c'è Il questa comico cosa. risponde Krillin secondo me, perché il comico non ti Eh, darà mai Goku ma sai che, Vegeta. ma sai che forse c'è ragione. Sì. Forse è una cosa insita al fatto di essere comico. Sì, perché il No, però comico si dà è addosso. Che mi sono interessante perso. questa cosa, è una cosa veramente commovente quasi, diciamo, perché ha detto che il suo preferito è nel momento in cui Chaozu si fa esplodere sulla schiena Lui. di Nappa, Ah. ha detto quello l'ha Addio colpito. Addio Tensing, addio Tensing mi fa lacrimare adesso, guarda, è una cosa Vedi. vista da bambino, capito? Cioè, nessun prodotto pensato per un bambino aveva un'intensità del genere, cioè un sacrificio umano, cazzo. Poi la Poi cosa triste qual è? Che non serve a un cazzo, perché Nappa se lo toglie come si toglie una cimice e va avanti, ed è ancora più dura da vedere come cosa. Però vi sì, faccio poi vedere una subito cosa. dopo la morte di Yamcha, cioè nel senso è un brutto momento per i guerrieri Z, e tra l'altro lui Yaozi, o io l'ho sempre pronunciato Yaozi, Ma al che massimo, anche lì non capisco perché cioè, si chiama Chaozu, poi nel manga lo chiamano Jiaozi, che è la lettura cinese, però nessuno si chiama la lettura cinese, tranne lui. Quindi vabbè, no, non lo so. che lui a un certo punto il suo maestro gli ordinò di ammazzare Krillin, e lui inizia a sparare tutte onde Dodonpa Sì, su Krillin, mi pare, e poi alla fine però si rifiuta di ucciderlo, adesso non ricordo esattamente. era un Con- personaggio con una morale comunque, cioè non sì, era sì, l'ultimo degli condividi, stronzi. guarda che bello lo zaino. No, dove si compra? È Lo zainetto, fantastico. non lo so. E Come fai a piange queste anche. immagini, a mandarmele qua? E c'è No, condividi, share screen in basso, vedi, è molto, bellissimo. molto carino questo. Stiamo Quindi guardando For Audio Only, uno zaino a forma di Riff o Chaozu che sia, che piange abbracciato a chi lo indossa, una cosa esatto, potentissima. un bello zaino, molto carino. E ci può mettere le cose dentro, vedi. Vedi, Quindi no, quindi vai, vai. no, no, la cosa interessante è che diceva che si dice se no, se devo pensare ai comprimari, dice direi Krillin. E io ho detto, vedi, tutti quanti dicono Krillin, è interessante. E lui giustamente mi ha detto, forse tutti i comici, cioè ti dicono, non ti diranno mai Vegeta o Goku, ti dicono Krillin, perché comunque siamo comici. E sì. quindi interessante anche questa Era il martellone alla fine, era la linea comica, in più era anche lì un personaggio ricchissimo di valori, perché lui è l'amicizia, cioè nel modo più libero cuore possibile, però comunque era la fedeltà fino in fondo, fin Sì, quando diventa vecchio e gli crescono i capelli, mai capita sta cosa, è pelato la da giovane ma i fiducia. capelli da vecchio, ma vabbè. perché non si allena più, quindi si fa crescere i capelli. Così Allora, si rasa in quanto artista marziale. Come me, quando smetterò di fare stand-up Sì. mi ricresceranno i capelli. Tra l'altro sì, è l'amicizia, ma anche la fiducia, che ogni volta che arriva Goku lui non ha neanche un dubbio sul fatto che Goku possa vincere, e soprattutto il martirio, perché nessuno muore più di Krillin, manco i namekiani stirano le zampe più del povero Krillin. No, ma in realtà penso, se contiamo Super, penso che sia piccolo che Goku sono morti più o meno quanto Krillin, mi Ok. sa. sì, però Però, Krillin muore in modo più triste e inutile, capito? Krillin Quindi alla sembra fine di del più. torneo Tenkaichi, pronti via, va a riprendere una sì, cosa che si è dimenticato, gli danno un sì. calcio in testa e crema. E poi in un No, momento in comunque, cui ancora non siamo abituati alla morte di personaggi principali esatto. in No, Dragon Ball, è vero, non sì, sì, l'abbiamo mai visto, e il padre di Pua, com'è che si chiama? No, di Pua, come si chiama gli Upa, indiani? Upa. Upa. Che viene ucciso e resuscitato, non ci aspettiamo che Krillin possa morire, invece con un calcio in testa, sì, muori in una rissa in un bar praticamente, sì, sì, sì. sì, sì, No, ma è esatto. interessante che c'è poi in Super ci sono 2 puntate su Krillin che deve allenarsi, insomma, per tornare a combattere, e lo mandano insieme lui e Goku in una foresta dove però non si può volare, insomma, è una cosa c'hanno degli handicap per cui sono in difficoltà, si separano, e questa veramente è una foresta che fa venire fuori tipo delle illusioni che però rispecchiano lo stato d'animo di chi sta lì dentro. Quindi è fighissimo perché Krillin trova attorno a sé
tutti i nemici che lo hanno o ucciso o incapacitato, e quindi si scopre che lui c'ha tipo una sindrome post-traumatica da stress in tutti questi anni che non ha mai elaborato, e la elabora in quel momento, tipo cercando di Nella combattere. foresta, così, dal nulla. Sì. Cioè è figo perché è in due parti la puntata, e finisce con tutti questi nemici che escono, esce fuori Freezer, Nappa, eccetera, e l'ultimo che esce fuori, e l'ultima cosa che vede Krillin, è la faccia di Tamburello, che è quello che l'ha ucciso quando era piccolo. Quindi c'è anche emotivamente potente, capito, questa cosa. Vuol dire che lui ancora non ha superato neanche la prima volta che è morto. Beh, comunque sia non è più abituato. Tosta superare la propria morte varie volte. Esatto. Anche perché in Dragon Ball non c'è la terapia, non esiste no. il delicato mestiere dello psicoterapeuta. Ma che poi è interessante, cioè sarebbe interessante capire anche come è il concetto di morte nel mondo di Dragon Ball, perché comunque loro sanno che c'è un al di là a un certo punto. Cioè noi non sappiamo. Quindi loro solo lo sanno. Vanno anche a fare le visite, come andare in accesso all'aldilà. Quindi cioè comunque chissà se vivi con più serenità la cosa, o se... Ma se quell'altro viene la PTSD nella foresta pensando a quando è morto e non è ancora abituato dopo 6-7 volte, evidentemente no. Forse no. Però ho una domanda, perché allora mi ricordo quando Goku muore in Z, mi pare, si dice che non, insomma, si può allenare con i guerrieri perché lui è fortissimo e ha salvato la Terra varie volte e quindi può allenarsi con gli altri guerrieri nell'aldilà. Ma Krillin si allena con Reccaio? No, perché lui sta su Namek in quel momento. Cioè gli altri quando... ma c'è un momento in cui Krillin, Yamcha si allenano con Reccaio? No, perché sono Yamcha, Tenshinhan e Chaozu che sono morti contro i Saiyan, però Krillin non muore. Quindi loro appena morti, è piccolo anche, vanno lì. Mentre invece Krillin va su Namek assieme a Gohan e poi muore su Namek. L'unica volta in cui crepare poteva servirgli a qualcosa è vivo. Sì, però in compenso su Namek c'è il guru che gli sblocca le potenzialità, quindi è come se si fosse allenato. Il capo anziano. Ma però mi chiedevo allora qual è il grado oltre, cioè perché in teoria se muore un civile in Dragon Ball, no? Quelli che vengono uccisi dai vari Majin Buu, loro non hanno l'aureola e non hanno la possibilità di andare da Reccaio. Però dov'è il livello? Cioè se ci può andare Yamcha, come ti ricordi, quando muore Goku c'è Dio che gli dice ho conservato, cioè fa scomparire il corpo, no? Che lui, cioè, in teoria vanno solo le anime e poi si reincarnano, invece diciamo c'è il Dio della Terra che decide di conservare il corpo per casi eccezionali. Guarda, ce l'ho in freezer. Esatto, e quindi conserva il corpo fondamentalmente e li fa andare. Poi dipende da caso per caso, secondo me. Ok, c'è un ente che studia il caso, c'è un ufficio pubblico. Sì, ti ricordi che c'è il re degli inferi, che è uno che ha in giacca e cravatta, un impiegato praticamente. Sì, quello grosso, no? Sì, col timbro, sì. Qui c'è una burocrazia, diciamo, nell'aldilà. E penso che se c'è il dio della terra che fa, insomma, le veci, dice io sponsorizzo questo qui perché è una brava persona, te lo fa fare, ti fa mantenere il corpo. Non ci avevo mai pensato a questo, però anche perché io cioè Dragon Ball l'ho visto una volta sola, o meglio 2 per via delle manie dei metodi di programmazione di Mediaset, ma l'ho visto dopo pranzo tra elementari e medie e non l'ho più recuperato perché non sono un appassionato né di anime né di manga. Però mi sovviene adesso che c'è una cosa molto matura che non c'è una negativa, cioè non è visto in maniera negativa l'aldilà, gli inferi, non c'è quel gotico dietro la morte che c'è nella normale cultura occidentale e nei prodotti anche per bambini della cultura occidentale. Cioè, ora che mi ci fai pensare, quel tizio grosso che timbrava, a me non incuteva il terrore che può incutermi quello che di fatto è il diavolo, no? Sì, c'è. È più quella, forse è più la cosa un po' buddista, diciamo, con la reincarnazione. C'è lui che è un impiegato, dice se hai fatto buone azioni vai tipo in paradiso, però anche lì il paradiso e l'inferno poi sono luoghi
che non sono definitivi, cioè dopo un po' ti reincarni, tant'è che nel Super c'è Freezer che sta ancora all'inferno perché lui è testardo e non si è voluto reincarnare, cioè quindi devono convincerlo praticamente a reincarnarsi, quindi sta in questa specie di inferno, che però siccome lui è cattivo, l'inferno è fatto di angioletti e orsacchiotti che suonano la tromba per far rivenire i nervi, però è finalizzato a farlo poi eventualmente reincarnare, in teoria. Io passavo dal Principe d'Egitto visto con le suore la mattina, poi si tornava a casa e si guardava questo. Pensa al conflitto, il conflitto ideologico che c'era in me. È mistico. E forse è proprio per questo, forse la ricetta per diventare bravi comici è guardare il Principe d'Egitto a scuola con le suore e poi tornare a casa e guardare Dragon Ball. Confermo. Va bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Tommaso, grazie mille di essere venuto ospite a Tintoria, anche a te ti invito, adesso verrei pure a vivere a Roma, quindi prima o poi faremo una Appena puntata. arrivo vengo a fare il firmone. Vieni a fare il firmone e registriamo anche un'altra Tintoria old school, per allora forse spero che a febbraio ci sentiremo abbastanza bene da poter ricominciare a fare Tintoria non così ma di persona. Me lo auguro. Stan scendendo sti numeri, pare, non lo so. Quando verresti a Roma? Tutto ancora in non me la sento di dirlo in onda, non perché sennò i paparazzi mi inseguono, ma perché non lo so ancora e non vorrei che rimanesse. L'idea è febbraio, non so se il 1° o il 28, ma a febbraio. Va bene, comunque ti aspettiamo, siamo molto contenti di averti tra i reparti dei comici romani. Ti dico che basta che, guarda, fai 3 serate a Roma e noi ti consideriamo comico romano, quindi diremo no, poi Roma è la città con i comici più bravi e avrai una grossa responsabilità. Stefano, grazie mille anche a te. Grazie a voi. Grazie mille a tutti, grazie mille a tutte, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao.